Buonasera a tutti e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Sono Ildegarda, per qualcuno che ancora non mi conosce mi presento. Questo è un canale di ermetismo, tarologia, radiestesia, radionica, astrologia antica, insomma su questo canale sicuramente troverete moltissime cose interessanti per quanti appunto amano gli argomenti legati all'esoterismo e agli studi ermetici, dunque approfittate, andate a cercare nelle varie sezioni del canale. Questa è la diretta del venerdì sera delle 21:30, dunque oggi è il 30 aprile, siamo sul finire di questo mese. Vi aspetto come sempre, sapete che ci sono, almeno per quanto riguarda il mio canale, due dirette serali, il lunedì e il venerdì. Questa sera, tra l'altro, dopo la diretta, il Marietto Veneziano ed io ci occuperemo dei riequilibri radiestesici per le persone che appunto si sono affidate a noi per questo tipo di lavoro, di equilibrio, che tra l'altro lavora a molti livelli. Entriamo veramente a fondo sia da una prospettiva di riequilibrio energetico per quanto riguarda la persona fisica, l'ambiente in cui vive, ma anche per un miglioramento di alcune condizioni che sono occulte, sottili, dunque eventuali interferenze negative sia in termini di vibrazioni, in termini di entità, spiriti associati a sentimenti o memorie negative. Dunque lavoriamo veramente per rilanciare la nostra vita, ma anche per mantenerla poi in equilibrio e sintonizzata sulle vibrazioni dell'abbondanza, della prosperità, della serenità. Dunque informatevi se vi interessa. Per quanto riguarda la nostra presenza sui social media, quando dico nostra, intendo il Marietto Veneziano ed io, perché lavoriamo insieme, anche se facciamo anche cose separatamente, come per esempio le sue dirette tutte le sere alle 18:30 sul suo canale YouTube. Se non conoscete il Marietto Veneziano, cercate Marietto Veneziano su YouTube e troverete il suo canale. Se ancora non l'avete fatto, dunque iscrivetevi al suo canale. Dunque su Facebook siamo in due casti sacerdotali, radiestesia radionica, tarologia ed ermetismo, dunque veniteci a cercare sui gruppi Facebook. E poi abbiamo il sito ormai online da molti anni, si chiama ilcapitano.altervista.org, è un sito dove abbiamo raccolto e distribuito i circuiti radionici che nel tempo ha rielaborato il Marietto, ottimizzandone le prestazioni, riequilibrandole, facendo in modo appunto che non si impregnino e possano lavorare senza interferenze esterne sul testimone. Comunque, se siete amanti della radiestesia e della radionica, sicuramente il sito vi interesserà. Ci sono molte sezioni all'interno delle quali troverete le dispense gratuite, dispense che raccolgono appunto circuiti con cui potrete immediatamente cominciare a lavorare tramite appunto le emanazioni delle onde di forma sul vostro corpo eterico, e dunque di conseguenza nel tempo avere delle migliorie sul piano fisico e materiale. Bene, andate a sbirciare, andate a prendere queste dispense, sono lì che vi aspettano, e comunque sul sito c'è una sezione shop dove troverete tutti i nostri servizi a pagamento. Vi ricordo tra l'altro che siamo disponibili per consulti privati a pagamento, il tempo del consulto sono 45 minuti, il costo 20 euro, dunque contattateci in privato solo per prenotare il vostro consulto. Vi ricordo che se avete domande legate a rituali oppure i video dei nostri canali, scrivete la domanda sotto il video, perché appunto il contatto privato è solo per i consulti a pagamento. Bene, detto questo, direi di cominciare a salutare gli amici.
che sono collegati questa sera. Buonasera Luigi, buonasera Marietto, buonasera Maria, buonasera Sofia, buonasera Raziel, buonasera Rossella, buonasera Chiara, un'altra Chiara subito dopo, buonasera anche a te, buonasera Topolina, buonasera Stella, buonasera Perla, buonasera Antonio, buonasera Eli. Benissimo, allora, si è aggiunta adesso Teresa del Bosco Incantato. Bene, allora vi ricordo la domanda dovete porla in modo chiaro, mettere il vostro nome e la vostra data di nascita. Se chiedete di verificare una situazione nella quale è coinvolta qualche altra persona, mettete anche il nome e la data di nascita della persona coinvolta nell'interrogazione. Bene, detto questo, cominciamo. Andiamo con ordine, la prima domanda è di Luigi. Buonasera Luigi, 16 settembre 76. Lunedì prossimo devo sostenere un colloquio di lavoro. Gentilmente potresti vedere se è una buona proposta di lavoro e se mi conviene accettare. Grazie mille. Certo Luigi, guardiamo. 16 settembre 76. Allora, Sibille, diteci se come andrà il colloquio di lavoro di Luigi e se la proposta è valida. Grazie. Allora, giro così vedete anche voi. Amica Omaggio di Preziosi, insomma, è un'opportunità. Vale la pena andare a sentire, vale la pena ascoltare anche perché potrebbe avere dei risvolti positivi. In ogni caso potrebbe anche indicare che o c'è il sostegno di qualcuno poi all'interno di questo ambito lavorativo, probabilmente una figura, una conoscente, qualcuno che ehm, è in grado di darci una mano, oppure può indicare appunto che è un'occasione abbastanza serena e tranquilla. Bene, vediamo un po' di capire qualcosa di più, poi sistemo meglio la telecamera. Allora, dunque, abbiamo una linea del passato che indica appunto questa proposta, una proposta che però non so se questa o una proposta del passato recente, in ogni caso ci indica una situazione che seppur entusiasmante, dunque qualcosa di interessante che probabilmente può anche essere stato in qualche modo pensato di sviluppare con il sogno, la collaborazione di qualcuno, potrebbe essere stata una proposta che hai portato avanti, forse anche con un imprenditore, però questa proposta vedi che conteneva qualche insidia, oppure era un qualcosa che aveva dei tratti poco chiari, di ambiguità, ma può anche indicare una bella opportunità da cogliere al volo, ok? Nonostante la poca chiarezza, anche perché abbiamo delle carte comunque molto positive. La carta del sacerdote è una carta che può o indicarci, e questo lo saprai interpretare tu, perché io ti posso dire i significati, ma non conoscendo la tua situazione, non conoscendo nulla di te, Luigi, confermerai che è la prima volta che ci sentiamo, è la prima volta che rispondo a una tua domanda, dunque non ho dati pregressi, non ho nulla come riferimento. Potrebbe indicare appunto o che questa sia una persona, una sola persona, imprenditore, con un carattere piuttosto duro, un po' solitario, probabilmente anche di una certa età, che però può rivelarsi un'ottima guida, con grande saggezza, grande competenza. Dunque è possibile appunto che una figura di questo tipo abbia a che fare con questa offerta lavorativa o con qualcosa legata al lavoro nel passato e che, come vedi,
è possibile avviare un rapporto di fiducia, ma anche di semplicità, un bel rapporto, un qualcosa di candido e comunque un inizio. Allora, diciamo che in linea di massima questa potrebbe essere l'interpretazione che più sento collegata alla tua domanda. Allora, cosa vediamo qua nel passato? Ambizione, determinazione sembrano finalmente trovare un buon equilibrio, ma anche un buon compromesso. Dunque è possibile assolutamente, vedi che il colloquio ha molto bene. È possibile stringere un accordo. Probabilmente tu dimostrerai abilità, appunto volontà, determinazione, questo piacerà molto. Ora, la cosa che sembra qui è che è possibile che sarai costretto a viaggiare, a spostarti e probabilmente questo è un po' sia un aspetto favorevole, ma anche la possibilità che crei un po' di tormento, di perplessità. In ogni caso non vedo un qualcosa di losco, di brutto. Diciamo che la carta del militare può parlare sia della necessità di impegnarsi molto e di richiedere uno sforzo, potrebbe anche dire che c'è qualche aspetto non ben evidenziato, non messo proprio così alla luce. Dunque, probabilmente un qualcosa di segretezza nel contratto, dunque ci sarà magari una clausola di segretezza o qualcosa che richiederà comunque un po' di riguardo, però di fatto non vedo negatività in questa cosa, a parte probabilmente un po' un tormento, forse perché dovrai viaggiare, spostarti da casa. Nel prossimo periodo comunque c'è sicuramente molto da fare. È anche possibile che a collaborare con te sarà una donna più giovane di te in età. Dunque lo vedo comunque come una buona opportunità. Dunque l'inizio di un qualcosa che effettivamente potrebbe entusiasmarti. Ora, e vedi che forse, non so se la questione della distanza era già a tua conoscenza, perché qui vedo appunto mh, qualcosa che turba e che arriva tramite appunto una notizia, no? E probabilmente ti chiederà di prendere una decisione, di scegliere, ma comunque senza prendere la scelta alla leggera e potrebbe anche indicare appunto che non inizialmente o i guadagni potrebbero essere inferiori alle aspettative o quello che era preventivato, oppure che appunto si tratterà di spostarsi. Vedi che anche questa carta ha a che fare con i luoghi lontani, dunque è possibile che questo sarà motivo di turbamento, ma guarda che la carta della costanza è ottima e sicuramente sancisce la buona realizzazione, la buona riuscita, anche dei buoni guadagni che hanno a che fare con posti lontani. Dunque, in bocca al lupo, Luigi, ci farai sapere. Allora, vediamo un pochettino di chi è la prossima domanda e salutiamo anche gli amici che si sono aggiunti. Si è aggiunta Nunzia, si è aggiunta Ada, buonasera. Vediamo anche un po' adesso, la prossima è Chiara. Chiara, 9 settembre 75. Andrea, 6 gennaio 74. Vediamo se Andrea contatterà Chiara. Che taglio meraviglioso!
Allora, il taglio è veramente bello, speriamo che lo sia anche la stesa, almeno all'altezza di questo taglio. In ogni caso, ora ti spiego, ma credo che solo guardandolo si capisca qualcosa di buono, in ogni caso getta una luce molto positiva anche sull'interpretazione della stesa, perché il taglio è veramente invitante. Come vedi, soprattutto nei rapporti, la carta dell'Imeneo è la buona riuscita o in ogni caso un qualcosa di positivo che ha anche tutta la possibilità di sviluppare e maturare in qualcosa di solido, e la fortuna, beh, cosa vogliamo di più? La fortuna parla da sola. Allora, vediamo un po'. Allora, il taglio già ci ha allietato. Devo dire che hai sofferto molto nel passato, forse in attesa di un ritorno che, se non c'è o non c'è stato, o se c'è stato non è stato come speravi. Dunque, una linea difficile, con momenti di prostrazione, di difficoltà, soprattutto legato alle tue aspettative. Dunque, diciamo che, questo passato probabilmente, per essere comparso, ancora influenza in qualche modo il tuo presente. Dunque, o è una situazione che ha già a che fare con Andrea, e dunque è possibile che per un bel po' ci sia stato un fermo, un blocco che ovviamente ha recato sofferenza, o una brutta notizia che ha fermato le cose. Insomma, in poche parole, c'è qualcosa che inizialmente, o comunque all'interno della riga del passato, rimanda a un periodo di, come dire, di dispiacere che è durato, insomma, un po', ha creato un blocco, e che forse questo blocco aveva proprio a che fare con un ritorno. Dunque, al presente vedi che c'è ancora un pochettino la carta della malinconia, dunque ancora qualche situazione forse, considera che stiamo guardando Andrea, ok? Dalla sua prospettiva, ok? Perché stiamo cercando di capire se sarà lui a contattarti. Dunque, io lo vedo ancora un pochettino malinconico, come nostalgico nei confronti di una donna del passato, e probabilmente qualcuna con cui ha avuto una relazione piuttosto solida, o forse qualcuna con cui lui ha avuto proprio un rapporto ufficiale, non so, una convivenza, un matrimonio. Vedi che, però guarda, anche se adesso non sembra tanto per la quale, abbiamo qui un cambiamento. Dunque, diciamo che un po' a fatica la cosa cambia. In che modo? Probabilmente, vedi, qui abbiamo i sospiri, la giovane fanciulla e il ladro. Allora, vedi, è come se questo cambiamento possa indicare un allontanamento per via di una persona giovane. O è qualcuna, una ragazza più giovane di te in età, e che subentra nel frangente attuale, cioè, o del prossimo periodo, e che dunque lo allontana da te, oppure può anche indicare che lui invece comincerà a tormentarsi per questa persona. Probabilmente penserà che ci sia qualcun altro. Comunque, a mio avviso, bambino, amore e allegrezza al cuore indicano l'inizio di un flirt nel futuro. È qui che non lo vedo tanto lanciato, perché vedi che sembra rimpiangere una persona, qualcuno del suo passato. Comincia però un cambiamento. Dunque, diciamo che lui forse fa un po' fatica a lasciare andare qualcosa del passato, e
eventualmente un incontro fra voi c'è stato, oppure un qualcosa che in futuro svilupperà, ma ci vorrà un po' di tempo. Dunque, probabilmente il suo contatto nei tuoi confronti avverrà subito, poi per un periodo si allontanerà e poi sbucherà di nuovo, oppure prenderà comunque del tempo per poi cominciare un corteggiamento. Allora, qui c'è comunque qualche opportunità di conversazione e poi l'attesa di una visita. Dunque, io penso di sì, che ti contatterà, però dovrai avere pazienza perché ha sofferto nel suo passato. Lui ha sofferto parecchio. Ok, andiamo avanti. Vediamo un po'. La prossima domanda è di Sofia. Sofia chiede se troverà un amore, 31 ottobre 68. Ok, Sofia, guardiamo. Allora, Sofia, 31 ottobre 68, trova un amore. Allora, intanto vediamo di salutare. Si è aggiunta Loredana. Buonasera Loredana. No, Loredana, io non vedo la tua seconda domanda, non ti ho neanche salutato come avrai visto, perché non ci sei nel mio elenco. Hai solo scritto il vero, la seconda domanda mi hai saltata, ma io la domanda non la vedo. Allora, se la scrivi magari faccio in tempo a risponderti. Allora, vediamo un pochettino. Eravamo a Sofia. 31 ottobre 68. Se troverà un amore, Sofia. Allora, ci sono buone speranze già al taglio. L'interpretazione dipende un po' anche dalla situazione. Il mercante potrebbe essere l'ambito lavorativo durante il quale può nascere un flirt, un corteggiamento, oppure a corteggiarti sarà una persona che per lavoro deve trattare con gli altri, un commerciante, oppure un piccolo imprenditore, un responsabile di marketing, qualcuno che magari un agente di commercio, ecco, una figura che ha a che fare comunque con le vendite o con le trattative, i contratti. Potrebbe dunque darci già un indizio. Ora vediamo. Il 5. Allora, vediamo l'amore per Sofia. Ma guarda che a meno che tu non sia circondata da corteggiatori già adesso, perché come vedi abbiamo Gran Signore, sacerdote e amante, dunque a meno che non siano addirittura tre figure, potrebbe trattarsi di intanto una bella sorpresa, un qualcosa di veramente interessante, con un uomo che potrebbe addirittura essere un uomo giusto, ok? Che possibilmente è separato. Dunque, se hai una persona del genere che ti ronza intorno, forse un po' più grande in età di te, perché comunque cerco di mettere insieme un pochettino gli indizi delle sibille, ripeto, o sono tre e allora non hai che l'imbarazzo della scelta, cara Sofia, oppure veramente l'indicazione è che c'è un uomo molto valido che è separato e con cui potrebbe veramente nascere qualcosa. Guarda qua che meraviglia. Allora, mi sembrano delle belle carte. Ovviamente guardiamo un pochettino anche la linea del passato che ci aiuta un po' a capire come sei arrivata a questo presente
e sembra di capire che c'è stato già un qualcosa al telefono, ecco, quelle cose più telefoniche che reali, vedi potrebbe essere le chat, potrebbe essere lunghe telefonate e tanta attesa, l'attesa di quest'incontro che però probabilmente in realtà non è detto che sia avvenuto, penso che ci fosse tra l'altro della rivalità, la presenza di una nemica e di una matrice, dunque qualcosa che non si è potuto concretizzare, la rivalità era tanta, ok? Forse era qualcuno che aveva in ballo più figure, comunque lasciamo perdere. Al presente invece sembra molto più interessante, dunque se non hai già una persona che ti rosa intorno così, attenta domani a chi vai a inciampare contro, perché secondo me, proprio lì ce l'hai nell'immediato e secondo me veramente foriera di opportunità veramente belle. Vedi anche la riuscita, dunque una bellissima situazione, qualcosa che se saprai cogliere ti darà delle soddisfazioni. Ora, falsità e donna di servizio comunque può indicare che alcune circostanze potrebbero richiederti, non so, quasi del lavoro in più, dell'impegno in più, o ci sono delle situazioni poco chiare, o magari delle promesse anche nell'ambito lavorativo. Dunque, la partenza è eccellente, ok? E direi proprio che sei prossima a incontrare, se non lo hai già fatto, un uomo molto interessante e con cui può nascere veramente qualcosa. Però ci sarà un qualcosa di ambiguità che sarà necessario chiarire e che probabilmente inizialmente ti darà una mezza delusione. Però non gettiamo via tutto il bambino con l'acqua, dunque mi sembra che probabilmente sarà soltanto un aspetto da chiarire che ti potrà deludere, ma non ti direi di rinunciare, perché sì che ci sono, guarda, non solo c'è questo, qui c'è una persona che ti tiene d'occhio, ehm, come se una conoscenza tua mh, ti spia, hai qualcuno che si fa un po' tanto i fatti tuoi, non così affidabile, perché probabilmente non voglio dire che sia una donna, perché in realtà la carta dell'amica parla di persone che si conoscono, di conoscenti. Eh, Può anche indicare un'amica, ma in questo caso sembra più un qualcuno comunque che non si perde un tuo passo, una tua mossa. E questo potrebbe o magari scoprire questa cosa potrebbe farti soffrire, oppure questa persona soffre a sapere, a vedere le cose che fai. In ogni caso c'è qualcosa che magari ti turberà un po' parlando durante una conversazione. Non so perché ho voluto dire questa cosa, probabilmente avevi bisogno di sentirlo. In ogni caso, al presente, non te lo far scappare perché ce l'hai dietro la porta, si può dire. Allora, andiamo avanti e la prossima in elenco, secondo quello che compare nella mia chat, nel mio resoconto della chat dal vivo, dunque mi dispiace se a voi risulta altro, ma io vado secondo l'elenco qua, abbiamo Topolina. Federica, 18 novembre 87. Vorrei sapere se per Daniele, 15 agosto 78, sono importanti. Allora, Topolina, quante volte ho già risposto a te, Daniele? Diciamo che ti rispondo di nuovo un'altra volta. Adesso lasciamo spazio alla prossima, vediamo.
Buonasera Hilde, posso chiederti se troverò un amore tra i dicembre 72 in futuro. Ma il nome, ti chiami Stella? Non sono sicura, potrebbe essere un nickname, dunque dati insufficienti. Ricordatevi il vostro nome di battesimo. Allora, vediamo la prossima. Cara, chiedo per favore se vedi incontri amorosi per me. Elisa, 30 gennaio 90, grazie. Mi ricordo che se la domanda non è posta correttamente, non mi scrivete il vostro nome, la vostra data di nascita, eccetera, e dunque eventualmente anche nome e data di nascita di un'altra persona. Io non sono in grado di rispondervi, per correttezza anche nei confronti degli altri vado avanti. Lo stesso vi chiedo se avete già avuto una risposta di recente, lasciate spazio anche alle persone nuove. Allora, Elisa, 30 gennaio 90, vediamo se ci sono incontri amorosi per lei. Ok. Beh, tu hai proprio bisogno di svago, eh? Hai bisogno il divertimento, un pochino di leggerezza, un po' di divertimento, di flirt, di cose, potrebbe essere una buona terapia per te. Vediamo un po'. Attenzione, potrebbe anche indicare che a corteggiarti magari è uno studente di medicina, chi lo sa. Vediamo un po'. Io non so se tu lo stavi sperando, ma io vedo tornare un ex. Allora, tu magari speri in incontri nuovi, ma io vedo nell'esito torna alla carica un ex. Allora, qui, beh, diciamo che nel passato purtroppo hai trovato una persona che ti ha raccontato molte favole, molte storie. E comunque ha avuto qualche risvolto positivo, però probabilmente non è mai andata più in là di un qualcosa di divertente, però non di profondo. Invece ti vedo comunque desiderosa di un po' di costrutto forse, anche se come hai scritto incontri amorosi era plurale, non fa pensare a un solo eventuale interesse, o sei aperta anche a più corteggiatori dal senso della domanda, però magari vuoi vedere se c'è qualcosa. In realtà le sibille sembra che dicano che tu vorresti qualcosa di comunque solido, cioè una persona da frequentare veramente. Dunque, una occasione può procurartela un'amica. Non so come, però evidentemente o intende presentarti qualcuno, oppure c'è un qualcosa comunque che condividerai con questa figura, con questa conoscenza. Allora, guarda, Imeneo, Belvedere, Lettera, e qua arriva, sì, un amore intanto via chat, che ormai vanno tanto questi incontri telefonici e dunque sicuramente qualcosa è che arriva così. E poi anche la possibilità comunque guarda, gelosia malato. O queste situazioni ti daranno la soddisfazione di vedere una persona finalmente gelosa di te e magari tutto quello che farai nel prossimo futuro servirà a ridestare questo ex, oppure una situazione che sembrava interessante poi invece ti lascerà un po' l'amaro in bocca. Diciamo che le letture possono essere entrambe valide, dunque qua vedrai tu quello che avverrà. Ma te l'ho detto, come esito vedi, guarda, militare, vecchia signora, sacerdote, riunione. Il militare può essere o veramente una persona che per lavoro indossa una divisa,
oppure la determinazione di un ex, di qualcuno con cui ti eri allontanata, separata, forse più grande di te in età, che ritorna. Oppure potrebbe anche indicare che che magari farai un viaggio e che durante questo viaggio vai a incontrerai un uomo più grande. In ogni caso c'è qualcosa, vedi per te, qualcosa c'è. A me sembra più che un ex si farà di nuovo avanti, si farà strada. Comunque staremo a vedere. Elisa. Allora, l'ultima domanda al volo rispondo a Teresa che viene per la prima volta e chiede se, lei chiede il 30 luglio 96, com'è la mia fiamma gemella, ci conosceremo. Ok, chiediamo alle sibille se riescono a risponderci in questo senso. Vediamo un pochino, Teresa. Qual è la fiamma gemella di Teresa? Si conosceranno. Vi ricordo comunque, se non riesco a rispondervi questa sera, che sarò di nuovo in diretta lunedì alle 21:30, dunque non preoccupatevi, purtroppo rispondo in ordine di arrivo, dunque dovete essere puntualissimi all'avvio della diretta, pronti con le domande e i saluti, così da essere sicuri di avere il vostro turno. Vi ricordo anche di ascoltarla la risposta, perché a volte succede che mi fate la domanda, poi non la sentite, la volta dopo vi ritrovo, non dico con la stessa domanda, ma le parole magari un po' diverse, ma la domanda è quella, dunque cercate di seguire, ecco. Allora, vediamo Teresa e la sua fiamma gemella. Allora, la tua fiamma gemella presumibilmente, almeno al taglio, già viene indicata come una persona in continua evoluzione, come artista. Dunque, o è qualcuno che dedica la sua vita agli studi e che per lavoro magari è un insegnante, oppure proprio un artista, dunque qualche attività, lavoro nell'ambito dell'arte o della letteratura. Allora, forse, vedi, forse anche se con qualche dispiacere, dovresti incontrarla nell'ambito lavorativo o per questioni lavorative, però andiamo con ordine. Sicuramente, guarda qua, abbiamo già una bellissima partenza, però è come se questa tua fiamma gemella, diciamo così, si sia bloccato. Dunque, se anche c'è stato in passato una prima possibilità di incontrarvi, un qualcosa ha impedito questa situazione. Magari lui si è impegnato in passato. Allora, guarda adesso nel presente, forse qualche cosina o qualche cambiamento, però secondo me al momento è impelagato in un'altra situazione lui. In ogni caso potrebbe anche indicare che sta facendo degli studi, che sta studiando, magari per una specializzazione, qualcosa. Guarda, io non penso che la incontrerai tanto presto, perché ci sono alcune carte che sembrano più che altro generare degli ostacoli, no? È un po' come se la sfiori, ma senza poterla veramente incontrare. O una possibilità, vedi qua, ci potrebbe anche essere un'occasione nel prossimo futuro, magari intanto a distanza, di parlarci a distanza, però ci vorrà un po' per poterla incontrare, perché forse anche il dialogo a distanza non permetterà poi la visita.
Dunque proprio per un incontro vero e proprio ci vorrà un po', e forse di combinarlo con questioni lavorative. Comunque stiamo a vedere, lo dico anche a te, capiremo e vedremo nel tempo. Va bene, io ringrazio tutti, vi ricordo che questa sera il Marietto e io, che è venerdì, ci occupiamo anche delle pulizie radiestesiche, dunque adesso vi salutiamo perché il Marietto è qui, non lo vedete, ma è qua, fai vedere una mano, già, ecco così, le mie sono qua. Bene, detto questo vi ringrazio, vi auguro un buon fine settimana, noi ci ritroviamo lunedì alle 21:30, dunque se non sono riuscita a rispondervi questa sera venite puntuali così da avere possibilità di ottenere una risposta, soprattutto visto che mi muovo in ordine di arrivo. E mi raccomando, come ponete la domanda, se non è completa vado oltre. Benissimo, vi ringrazio tantissimo e buon fine settimana, a lunedì, a presto dalla vostra Illegata.